A Taranto o si mangia o ci si cura. E questa è la fotografia scattata da Luigi Riso, presidente del Banco Alimentare, e da Leonardo Tursi, delegato provinciale del Banco Farmaceutico, che mostra una comunità segnata da una crisi occupazionale e sanitaria sempre più problematica. In particolare si tratta di circa 10.000 famiglie che oggi non riescono a fare la spesa alimentare. Con le problematiche dell'Ilva ha visto naturalmente tante famiglie in cassa integrazione. Magari queste sono delle persone che non sono definite all'anagrafe povere, no? Perché hanno ancora un ISEE normale, ma iniziano praticamente ad avere i problemi di fare la spesa. Per cui alla povertà alimentare si aggiunge la povertà educativa, per cui alla povertà educativa si aggiunge la povertà sanitaria e uno deve decidere tra mangiare, far studiare i propri figli oppure curarsi. Un conto sono le richieste a cui che ci vengono fatte, un conto sono le richieste a cui noi poi riusciamo come dire, a rispondere, ma non in quanto non c'è la disponibilità, in quanto magari siccome si fuoriesce un po' dal reddito, quindi noi non possiamo evidentemente dare una mano. Una condizione di disagio che ricade anche sull'acquisto delle medicine. Nonostante la continua crescita delle adesioni di farmacie ed enti del terzo settore, che da 66 sono diventate 74 solo a Taranto, i medicinali donati, circa 9.000, durante l'iniziativa della raccolta del farmaco, non sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste. La richiesta ovviamente è grandissima, no? Però rispetto al bisogno degli enti che assistiamo abbiamo superato abbondantemente il 60% rispetto alla richiesta. Invito tutte le persone della nostra provincia, come del resto in tutta Italia, di recarsi presso una farmacia e compiere un semplice gesto, quello di acquistare un farmaco da lasciare che verrà donato a persone che ne hanno bisogno, veramente bisogno.